Non è stato deludente lo 0-0 fra Matera e Salernitana sul neutro di Molfetta, anzi le due formazioni non si sono certo risparmiate in 90 minuti ricchi di occasioni, di sprechi, di errori, ma senza un attimo di risparmio. Sulla bilancia dei lucani 2 partenze sprint, un gol mancato da Mucciarelli dopo 90 secondi, tutto solo davanti al portiere, ed anche il peso dell'infortunio di Picci, uscito dopo 20 minuti. Un riequilibrio difficile nell'assetto complessivo che ha dato ai Granata alcune occasioni, la più clamorosa delle quali alla mezz'ora fallita a porta vuota da Spada. Parte bene in Matera anche nella ripresa, occasioni non limpide ma continue, e un intervento in area campana che ha fatto gridare al rigore. Con il trascorrere dei minuti, come nel primo tempo, cresce la Salernitana. Il portiere Bruno è ben attento e si supera al 21esimo ribattendo miracolosamente su Pisano. È l'ultima grande occasione, ma il gioco non cala di tono. Il punteggio rimane tuttavia inchiodato sul nulla di fatto. C'è qualche fallo di troppo, il più vistoso porta all'espulsione di Incrivaglia, ma è già il 43esimo e gli ultimi 2 minuti sono praticamente una formalità prima del fischio finale, l'ennesimo di una partita molto spezzettata dell'arbitro.